Siamo al campo delle giovanili del Genk, siamo con Salvatore Damires che lavora da oltre 20 anni, è napoletano, 23 anni con i ragazzi del Genk. Ne hai viste di ogni, hai visto De Bruyne, hai visto Castagne, hai visto Prat, hai visto Courtois. Ci racconti un po' questi anni e poi la tua storia, come sei arrivato qui? Allora, io sono arrivato nel 70, avevo 22 anni, adesso ho 71. Con i giovani del Genk sono 23 anni che ci sto. Ho conosciuto molti talenti, bravi ragazzi. Diciamo che ho fatto il magazziniere dei giovani, ho conosciuto troppi bravi giocatori. De Bruyne, Thibaut, Dennis. Ci racconti dal punto di vista caratteriale come è fatto De Bruyne, come è fatto, intanto tutti sono pazzi di te nelle giovanili e tutti questi ragazzi ti dimostrano il loro affetto, ma ci racconti caratterialmente De Bruyne com'era, Castagne com'era, Prat com'era e soprattutto Courtois, che so che ti ha invitato anche in Premier. Sì, io sono stato a Londra invitato da tipo Courtois. Sono stato un giorno a Londra, ho visto la partita Manchester United contro Chelsea. Sono stato nel Reception per il caffè insieme a lui. Sono stato regalato i biglietti per entrare nello stadio. E sono stato 2 giorni. Courtois è un bravo ragazzo, bravissimo, dai 6 anni fino ai 20 anni è stato a Genk. Poi è andato a Chelsea, giusto? È andato al Chelsea, dal Chelsea è andato al Real Madrid. Bravissimo ragazzi. Ma tutti bravi. Come Fkir? Ehi, come Fkir? Lui è... Baba, hoe heet u? Ik ben vergeten. Elias Sierra. Ja, lui, nummer 8. Sì. Lui è il numero 8 dei giovani oggi. Great player today. Thank you very much. Ja, un bravissimo talento. Dicevi poi De Bruyne caratterialmente particolare. De Bruyne è un grandissimo giocatore, anche da già i suoi 14 anni, ma quando stava con noi col Genk era una persona un po' difficile da prenderlo, però la qualità si è vista subito. Invece da ragazzo, quindi nei primi anni che tu lavoravi qui a Genk, hai mai giocato con il tuo Genk contro Dries Mertens? L'hai mai visto in campo inizialmente quando era piccolo? No, sì, i ragazzi nostri giocavano contro il Dries Mertens, lui ha giocato con Aalst, poi è andato a Anderlecht, ma l'Anderlecht non l'ha preso, è andato al PSV, è stato a PSV e da PSV, dico non l'ho visto più, sì, ma bravissimo, è una persona cordiale, veramente. So che sei stato nello spogliatoio del Napoli con la Primavera. Sì, sono fatta anche una foto. Bravissimi ragazzi, mi hanno accolto subito, sicuramente da napoletano. Hai scambiato la maglietta. E mi hanno anche regalato una bella maglietta del Napoli che la terrò come un bello ricordo. Grazie mille. Niente.